Con un gol di Cruciti la città novese supera il Licata e si posiziona in vetta alla classifica di Serie D Girone E. La Cireale si impone nel derby con il Biancavilla, mentre il Dattilo cede in casa con il San Luca. L'FC Messina di Pino Rigole supera i cugini della CR Messina con un calcio di rigore realizzato da Caballero, mentre il Paternò perde al cospetto del proprio pubblico per 0-2. Vittoria esterna del Marina di Ragusa, rinviata le gare del Città di Sant'Agata e Troina. In questa sesta giornata di campionato d'eccellenza, il Girone A invece cambia la vetta della classifica. Il Canicattì cede infatti in casa al cospetto del Mazzara ed ora è raggiunta a quota 15 punti dalla stessa compagine mazzarese. Si rifà sotto in seconda posizione la Sangataldese che ha superato il Marineo, mentre ritorna al successo il Profavara, brillante contro il Misilmeri. Infine il Monreale ha superato la Folgore con il minimo scarto. Rinviate altre 4 gare per il Covid all'11 novembre e tra queste c'è anche l'Acragas che dovrà recuperare con il CUS Palermo. La compagine dei Tempi si trova a 13 punti e con una eventuale vittoria balzerebbe in vetta alla classifica con 16 punti. Rinviate sempre a mercoledì 11 novembre Sciacca Nissa, Castellammare Parmonval, Marsala Casteltermini. Nel girone A di promozione, inaspettata sconfitta interna del Camarat, che cede con il Castelbuono e perde la vetta della graduatoria. Ne approfitta la Mazzarese che, superando con il minimo scarto il Casteldaccia, si affaccia ai vertici della classifica con 3 punti di vantaggio sulla stessa compagine della montagna. Non ha giocato infine il Raffadale che ha osservato un turno di riposo.